Il consigliere del comune di Cavarzere Fumana ricorda l'incendio pauroso e devastante che ha colpito lo scorso 26 settembre la fabbrica cavarzerana Bottecchia, marchio leader nel settore delle biciclette. Fin da subito i titolari dell'azienda Fantic Motor, proprietari del marchio, pronosticavano di riaprire la produzione dopo 3 mesi, ma ne sono trascorsi 4 e tutto tace, afferma. Nei giorni scorsi, continua il consigliere, mercoledì 8 febbraio sul Corriere del Veneto sono uscite notizie poco rassicuranti per il futuro della fabbrica Bottecchia di Cavarzere. Secondo quanto riportato nell'articolo, le lavorazioni attualmente ospitate a Cavarzere, in un secondo stabilimento di dimensioni minori, a partire da maggio saranno dismesse per l'entrata in funzione di un nuovo impianto a Piove di Sacco. Se così fosse, afferma il consigliere, è chiaro che Cavarzere perderebbe un'importante fetta di produzione industriale, con ulteriore grave decadimento economico e sociale dell'area. L'intanto del consigliere è rivolto al sindaco, a cui chiede l'apertura di un tavolo tecnico a cui far partecipare la proprietà, le organizzazioni sindacali e i lavoratori interessati. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.